Claudia Casa, oggi il primo dei 3 giorni del Treno Verde qui ad Agrigento alla Stazione Bassa con un vasto e ricco programma, ce lo sintetizzi? Sì, il programma è vasto e ricco ed è tutto mirato a creare e realizzare consapevolezza. Tutte le mattine il Treno Verde qua al binario 1 della Stazione Bassa ospiterà soprattutto le scolaresche alle quali sarà proposto proprio un percorso guidato sul treno per mostrare quello che avviene con i cambiamenti climatici, ma anche quello che possiamo fare noi per contrastare i cambiamenti climatici. Quindi le 3 carrozze del treno sono attrezzate proprio con questa funzione. Ci saranno però anche dei momenti di approfondimento che riguarderanno per esempio la biodiversità e l'importanza del suo recupero proprio per contrastare i cambiamenti climatici. Avremo una serata allo Spazio Temenos con la proiezione del documentario Deforestazione Made in Italy per capire quali sono anche le nostre responsabilità riguardo appunto ai fenomeni di deforestazione che avvengono nel mondo. E poi 2 cose molto importanti segnaliamo che saranno tutte e 2 sabato. Intanto sabato questo binario verrà trasformato in una vera e propria galleria d'arte con una estemporanea di pittura a cura di bellearti.it e poi sul treno sabato presenteremo uno studio interessantissimo, il bollettino climatico di Agrigento, che prende in esame appunto le variazioni climatiche della città di Agrigento degli ultimi 40 anni e quindi ci farà capire per esempio quanto è aumentata la temperatura nella nostra città negli ultimi 40 anni. Ovviamente tutto questo lo faremo ospitando sul treno anche esperti con i quali confrontarci. Il messaggio del Treno Verde quest'anno è Change Climate Change. Noi abbiamo creato la crisi climatica, noi abbiamo la possibilità di fermarla. Siamo forse una delle ultime generazioni che avrà questa opportunità, come ci spiegano gli scienziati e anche i giovani che sono scesi in piazza in tutto il mondo. Per farlo bisogna partire dalla principale causa della crisi climatica, che sono le fonti fossili. Le tecnologie per uscire dall'era fossile ci sono, le energie rinnovabili, il risparmio energetico. Purtroppo in molti non lo vogliono capire, a partire dal governo, ma anche le grandi industrie come Eni, che continuano a investire principalmente nelle fossili e lasciano alle rinnovabili solo le briciole. La spinta di Greta è stata importante anche per sollevare le coscienze un po' di tutta la nazione, di tutto il mondo, no? Sì, è stato fondamentale anche come spinta culturale per i cittadini, per capire che è importante anche cambiare i nostri stili di vita, i nostri comportamenti, però ora è il momento delle scelte da parte delle istituzioni, da parte delle aziende, perché non possiamo più aspettare. E gli scienziati ce l'hanno detto, per essere d'accordo con l'accordo di Parigi l'obiettivo è tenere la temperatura entro 1,5 gradi. E per farlo bisogna agire subito, bisogna uscire dalle fonti fossili e cominciare ad investire nelle tecnologie pulite che ci sono competitive, possono creare posti di lavoro, quindi non ci sono più alibi. Anche il sindaco di Joppolo qui alla Stazione Bassa per il Treno Verde, perché c'è una motivazione, ma ce la dirà lui stesso. Sì, io sono molto onorato che il mio comune sia stato scelto ad essere presente qua a questa bellissima manifestazione organizzata da Lega Ambiente con il Treno Verde. La scelta del mio comune è perché ci stiamo muovendo, è da qualche anno che stiamo proprio cercando di investire e quindi di realizzare affinché tramite un efficientamento energetico si possa sprigionare il meno possibile CO nell'atmosfera, il CO2 nell'atmosfera, e quindi da questo punto di vista Joppolo ha già realizzato diversi impianti fotovoltaici di efficientamento energetico, abbiamo già fatto una gara con un project finance affinché si possa fare tutto l'impianto elettrico dell'illuminazione pubblica con un risparmio energetico abbastanza considerevole, e a giorni partiranno proprio i lavori. Stiamo facendo divulgazione ai ragazzi delle scuole per spiegargli quali sono le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici, e proprio in questo momento stiamo cercando di capire quali sono le azioni che ciascuno di noi può fare per risolvere e migliorare questo problema. È molto interessante, chiederei di portarla in tutto il mondo e di farla tutti, non solo alcune persone.
Quanto è importante oggi, diciamo, un ambiente pulito e verde? Tanto, tanto. Faccio la raccolta differenziata, anche cammino a piedi per evitare di inquinare il pianeta, poi anche a scuola raccogliamo i vari oggetti e li mettiamo nei contenitori appositi. Istituto tecnico per geometri Filippo Brunelleschi qua di Agrigento. Niente, la Lega Ambiente ci ha invitato e noi abbiamo voluto partecipare con una classe appunto a questa iniziativa abbastanza importante.